sulla tua problematica. Se rientri in una problematica di sistema nervoso ipersensibile, ok? Ma non ci sono problematiche strutturali, in base appunto ai dati che abbiamo e anche ai tuoi dati che hai oggi, in base anche alle tue visite precedenti, capiremo come, se puoi partire col percorso. Bene, il percorso, la terapia, quindi si focalizza su 3 step. La prima parte, impara, devi capire assolutamente questa parte educativa, ma è anche una parte veramente terapeutica, perché se capisci che il tuo sintomo non è dovuto da una rottura o una usura o dalle ernie o dalle discopatie, a quel punto capisci che non c'è nulla che ti deve preoccupare in questo momento, perché non è una problematica